Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Per il secondo anno consecutivo la CISL Sarda ha redatto un documento in 10 punti da inviare al Governo nazionale e alla Giunta regionale. Un documento dove sono riassunte le priorità da affrontare nei prossimi 12 mesi, partendo dalla criticità della società isolana. 9 pagine che vogliono essere anche un appello per l'avvio di un patto sociale, dove al primo posto c'è la certezza del lavoro. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per affrontare l'esigenza di una piena autonomia finanziaria dell'amministrazione regionale. Al quinto punto del documento si sottolinea l'esigenza di rafforzare le misure di contrasto alla vecchia e nuova povertà. E poi via con gli altri temi, dalle politiche attive del lavoro alla scuola e alla formazione professionale. L'esigenza di contrastare lo spopolamento, le problematiche della sanità, la politica industriale, l'obbligo in conclusione di rinegoziare il nuovo patto Stato-Regione. Apertura di una nuova puntata di Panorama Sardo, siamo nella sede regionale della CISL con il segretario Gavino Carta perché vediamo di riassumere quanto è accaduto nel corso di una conferenza stampa la scorsa settimana. Voi avete chiesto alla Giunta con 10 punti, ma non solo alla Giunta, anche al Governo nazionale, di intervenire per le problematiche che riguardano la Sardegna. Vediamo di riepilogare il tutto, partendo ovviamente dal patto sociale. Certo, le criticità che sono presenti in Sardegna impongono la necessità di un patto sociale che metta appunto il tema della povertà che avanza e quindi il contrasto ad essa, il lavoro che manca, il tema dello spopolamento, intere comunità che spariscono nel giro di una decina d'anni dalla Sardegna secondo i demografi, un invecchiamento della popolazione che non consegna certo un futuro roseo a quest'isola. In più c'è, come dicevamo, il tema del lavoro che manca, il tema delle infrastrutture, il tema della riforma della specialità ed un nuovo rapporto con lo Stato. L'insularità deve essere costituita da provvedimenti e risorse che vadano in direzione del riequilibrio dei gap che sono dovuti ovviamente agli svantaggi dell'insularità. Per noi è indispensabile un patto sociale che metta al centro la valorizzazione del rapporto con le parti sociali, nel rapporto con la Giunta, col Governo, aggiungo anche con l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è un soggetto fondamentale che interviene su ogni provvedimento che viene varato in Sardegna, ovviamente in questo caso a vantaggio dei sardi. Lei ha parlato di problematiche che riguardano il mondo del lavoro, però se noi andiamo a vedere i dati certificati da Banca Italia e dall'Istat, a livello di meridione la Sardegna è il dato migliore con un 3 più 3,8% nello scorso anno. Il problema è il dato di partenza, che ci sia un miglioramento è relativizzato al dato che riguarda il miglioramento rispetto all'anno passato, ma noi vediamo da anni di profonda crisi dell'occupazione, di interi settori dell'occupazione che ci consegnano una realtà in Sardegna con 130.000 persone sulla soglia di povertà, intere famiglie che patiscono questo male, lavoratori che in qualche modo sono collegati alle proprie aziende con
ammortizzatori sociali che sono sotto la soglia di sussistenza, lavoratori in gran parte precarizzati e sotto soglia di povertà, quindi con un nuovo fenomeno di lavoratori poveri in Sardegna. Quindi occorre riempire di contenuti il tema lavoro, rilanciando fortemente le politiche, quindi l'infrastruttura, il lavoro intesa come politica del lavoro, politiche attive del lavoro, è un grande investimento, un piano straordinario direi per il lavoro che la Regione Sarda deve mettere in campo con rapidità. È un investimento sulle infrastrutture del lavoro, è un investimento poi anche intersettoriale in tutti i settori del lavoro. Al di là di queste... chiedo scusa, è della formazione professionale della scuola alla base ovviamente di questi nuovi cambiamenti in positivo del mondo del lavoro. Al di là di questi 10 punti, alcune curiosità. Cosa ne pensa la CISL delle comunità energetiche? È tutto il bene possibile. Il tema delle comunità energetiche è un tema di grande rilevanza e di importanza per il futuro delle nostre comunità. La rete intesa come rete interconnessa di energia deve essere in grado di recepire gli apporti energetici dei singoli, quindi anche di intere comunità, dei singoli, ma anche delle amministrazioni comunali, delle stesse imprese. Il tema di una rete di energia aperta dà il significato intanto non solo della sostenibilità, ma anche della partecipazione attiva delle imprese alla comunità, in senso, scuso per il bisticcio di parole, nella comunità energetica, ma anche il senso di ridurre gli impatti sia economici sulle famiglie e sulle imprese e anche gli impatti ovviamente ambientali che sono fondamentali per il nostro futuro. Rimaniamo sullo stesso termine, ma andiamo alla sanità. Le case della salute che stanno per essere inaugurate in Sardegna, saranno oltre 30, le prime 2 hanno già avuto il via libera. Ma affrontare il tema della sanità per pezzi può dare una risposta senza dubbio solamente parziale. La nostra impostazione, ovviamente, oltre che sottolineare in positivo aperture di nuove strutture di cui c'è grande necessità, questo è fuor di dubbio, mette al centro un tema che abbiamo posto sia al Presidente della Regione che allo stesso nuovo assessore da poco insediato. Il tema della sanità va affrontato nel suo insieme, partendo ovviamente dalla medicina di base e territoriale, la più carente. Solo il 6% del bilancio della sanità viene speso in questa direzione, quindi è chiaro che bisogna intervenire in questo settore, proprio in quella parte della spesa sanitaria, ma occorre definirla come insieme e soprattutto, quindi partendo dalla domiciliarità, nel senso che le persone vanno curate primariamente a casa e poi man mano che sono più acute vanno verso ovviamente l'ospedale per le specialità. Ma occorre in questo senso riaprire il tavolo sul tema della sanità, ammettendo le parti sociali, le organizzazioni di rappresentanza, perché un grande cambiamento si può fare solo insieme. Il tema della sanità ha bisogno di deroghe dal governo nazionale, non si può gestire la situazione della sanità sarda con strumenti ordinari. Occorre aprire una grande rivendicazione con il governo per una serie di deroghe che debbono essere concesse sul piano ovviamente dell'applicazione e degli strumenti anche ai sanitari che devono prestare opera di assistenza ai cittadini, e occorre ovviamente un impegno straordinario sia sulla rete, sulla medicina territoriale, sui presidi ospedalieri, come anche ovviamente sul personale e sugli operatori, che sono il punto dolente, ovviamente la grande carenza che nella sanità abbiamo per via del fatto che non ci sono abbastanza strutturati per poter assicurare le specialità e le cure ai cittadini. Quindi abbiamo parlato di energia, di sanità, ovviamente adesso dobbiamo affrontare il tema dei trasporti, della continuità territoriale che l'ha fatta grossa nell'ultima occasione, lasciando Alghero senza continuità, non era mai accaduto.
Vede, allora il tema della rivendicazione con lo Stato, per fare un passaggio proprio su questo, deve mettere proprio al centro questo elemento. Il tema dell'insularità deve prima significare che il governo, bisogna rinegoziare con il governo il fatto che debba accollarsi i costi della sanità che impegnano per il 50% e del trasporto pubblico locale che impegnano per il 50% circa il bilancio regionale, togliendo massa di manovra. Sul tema poi dei trasporti è indispensabile che il tema dell'insularità si sostanzi con provvedimenti che vadano in direzione di migliorare l'infrastrutturazione interna e la continuità territoriale. Noi nell'avvertenza sulle entrate del 2005 abbiamo barattato diritti con altri diritti, cioè il diritto ad avere un'autonomia impositiva, che è una rivendicazione sacrosanta dei sardi, che per esempio ha visto la Sicilia essere totalmente autonoma da questo punto di vista rispetto all'autonomia impositiva, ma abbiamo con questo rinunciato ad avvalerci del principio di solidarietà poi nazionale, cioè quindi siamo accollati la sanità, il trasporto pubblico locale e in ultimo anche la continuità territoriale. E nel frattempo la Sicilia ha accumulato 500 milioni di debito che saranno spalmati in 10 anni. Appunto, quindi oltre il danno anche la beffa. Noi abbiamo i costi a nostro carico e tutti i vincoli che ci derivano dalla legislazione nazionale ed europea, leggi trasporti, leggi sanità, leggi continuità territoriale. Questa cosa va assolutamente rivista, vanno individuate per le aree ultraperiferiche dell'Unione Europea, così come definita nel trattato europeo, condizioni e risorse particolari per risolvere questo problema, anche con le deroghe opportune e necessarie sul tema della continuità territoriale come anche su altri temi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Bisogna vigilare e vedere esattamente come stanno le cose, ma già da febbraio avevamo detto una cosa: l'aiuto fine a se stesso. Per una giornata si sono ritrovati a confronto il mondo della produzione rurale e quello della distribuzione. Promosso da Coldiretti Sardegna, l'evento si è focalizzato sulla crisi del settore dell'orticoltura e della sua filiera, con grande attenzione anche sui cambiamenti climatici che nel corso del 2022 hanno avuto una forte influenza sull'andamento delle coltivazioni regionali. Presenti all'incontro, che si è svolto in fiera a Cagliari, anche i rappresentanti delle istituzioni che dovranno garantire il loro fattivo contributo alle sfide per la programmazione produttiva isolana dei prossimi anni. Nel corso dei lavori sono state ribadite le difficoltà del momento per tutta l'agricoltura sarda e per l'orticoltura in particolare. Un comparto attanagliato da costi di produzione alle stelle e dalle difficoltà nell'organizzazione della filiera. Quello orticolo è uno dei settori strategici per la nostra agricoltura ed economia, in cui spiccano eccellenze a livello nazionale e internazionale come quella della produzione del carciofo, ortaggio che si distingue non solo a livello di qualità ma anche di quantità. Diciamo che ogni anno ci sono delle problematiche relative a questa produzione, che è la più importante dell'isola. Un anno c'è la troppa pioggia, un anno c'è il troppo caldo come quest'anno, altre volte ci sono le gelate e poi si aggiungono altre problematiche come per esempio l'aumento del costo dei prezzi e la riduzione dei prezzi dovuta invece all'eccesso di offerta rispetto alla domanda. Si tratta di problemi che bisogna cercare di risolvere anche a livello istituzionale, cioè bisogna fare delle azioni di sistema accompagnati dalla politica, da azioni che consentano appunto di avere un quadro di riferimento più chiaro sia per chi deve produrre sia per chi deve commercializzare. Negli anni della pandemia c'era stata la difficoltà della chiusura di molte strutture ricettive. Nel 2022 c'è stato un boom, come tutti sappiamo, 14.400.000 arrivi. Fino a che punto il vostro mercato ha usufruito di questa positività? Il mercato risente fortemente dell'andamento della domanda, dalla presenza dei turisti. Il carciofo ne risente meno, perché il carciofo è una cultura invernale, per cui è chiaro che durante il periodo estivo non può essere valorizzato e sfruttato adeguatamente. Però è chiaro che la nostra isola deve puntare anche all'esportazione, perché la presenza, gli abitanti della Sardegna siamo 1,5 milioni, raddoppiamo nel periodo estivo, per cui nel periodo estivo si riesce a commercializzare maggiormente i prodotti dell'isola, però bisogna stabilire fare dei progetti che consentano appunto di commercializzare in tutta Italia i prodotti in tutto il resto dell'anno. Perché finalmente vedo che c'è un incontro dove ci si incontra con tutti gli attori della filiera, con la parte politica, in maniera tale da risolvere dei problemi che ormai sono storici. Sappiamo che per esempio la stessa regione non ha i dati relativi all'orticoltura, è invece un settore importantissimo che è vitale sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale. Per cui noi siamo qua come mercato per dare il nostro contributo, portando non soltanto la disponibilità del mercato agroalimentare della Sardegna, ma di tutta la rete dei mercati. Io rappresento in questo momento anche appunto questa importante rete che è disponibile ovviamente a progetti che possono consentire di valorizzare le produzioni orticole sarde. Direttore Saba, ci eravamo lasciati nel 2022 con l'intenzione, la volontà di creare questa assemblea regionale. Possiamo dire che si sono visti i muscoli oggi? Io credo proprio di sì. Intanto si è vista la Sardegna, quella che produce, quella vera, quella che fattura. Era riunito oltre 1,5 miliardi di produzione sarda, erano riunite
tante centinaia di persone che rappresentano famiglie, persone che producono in Sardegna e che hanno discusso per la prima volta, perché non si era mai riunita la filiera tutta insieme, in maniera rispettosa sulla possibilità di costruire percorsi insieme per rilanciare l'orticoltura. Ci dispiace vedere che i numeri che in 15 anni l'orticoltura ha dimezzato le superfici investite, mentre chiediamo appunto un'attenzione particolare anche e soprattutto dal punto di vista amministrativo e non solo economico nel conoscere i numeri, per trasformare tutte queste assenze in opportunità per il sistema. Cioè conoscere i numeri è fondamentale oggi per dare al sistema sardo orticolo un futuro. Con la programmazione abbiamo prodotti di eccellenza che col supporto anche dal punto di vista promozionale della Regione possono varcare il Tirreno per raggiungere i mercati nazionali e avere una grande soddisfazione. È stato un confronto con delle sfumature anche un po' ruvide fra i distributori e i produttori. Lei era nel mezzo e ha gestito questo in modo eccellente, possiamo dirlo, ma soprattutto c'è stata una volontà, quella di i numeri che sono sconfortanti, ma di far emergere una volontà positiva. La cosa più difficile in Sardegna, l'hanno detto tutti, l'hanno ribadito, è mettere insieme le teste al di là dell'invidia e al di là delle divisioni. Oggi ci siamo riusciti, sappiamo che questo è un punto di partenza, perché poi nel momento in cui si va a casa ognuno in Sardegna soprattutto, ognuno pensa alla propria azienda. Ecco, il concetto è superare questo meccanismo per creare percorsi di filiera dove le opportunità che noi abbiamo detto debbano essere date anche per la grande distribuzione organizzata vengano però anche solo da risultati portati alla filiera produttiva, per cui benissimo le leve fiscali per noi, per la grande distribuzione, però solo a patto che possano acquistare di più e valorizzare di più di oggi quella che è la merce sarda, in questo caso l'orticoltura sarda. Direttore, questa assemblea possiamo dire è la prima del 2023, è la partenza, ma Coldiretti è impegnata su tanti altri fronti. L'orticolo in particolare verrà gestito e aiutato da Campagna Amica, ma voi avete in ballo anche tanti altri progetti che state formando per quest'anno. Assolutamente, abbiamo deciso di affrontare i problemi un po' con in qualche modo agilità, partendo da subito con questo convegno in un momento di crisi del settore orticolo, però abbiamo voluto trattare solo il settore orticolo, ci veniva più facile trattare anche con la grande distribuzione tutto l'agroalimentare, ma avremmo probabilmente bucato quello che era in realtà la necessità di arrivare a una risposta concreta agli orticoltori. Quindi questo sarà il nostro schema, quello di aggredire in qualche modo le filiera per filiera, in modo da avere una concentrazione attenta rispetto ai problemi e creare opportunità e progetti futuri. Bene, prima di lasciarci mi sento di chiedere da cronista, ne abbiamo già parlato qualche mese fa, ma è tornato alla ribalta in modo anche un po' più aggressivo. Questa famosa etichetta del vino che è paragonabile e vuole essere trasformata come quella delle sigarette. Vorrei un suo pensiero in merito. Mentre noi litighiamo per capire come possiamo evitare di farci la guerra per vendere dei prodotti sani, gli altri attaccano i nostri prodotti sani con un meccanismo pesante, per cui ecco che diventa importante unirci per continuare a produrre, perché le minacce che provengono dall'esterno, le minacce che provengono dal nord Europa, soprattutto in questi ultimi anni, sono veramente pesanti per il futuro dell'agricoltura sarda e io dico anche di tutta l'agricoltura nazionale italiana. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche.
Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera Valerio, bentornati a Panorama Sardo. Oggi assemblea regionale che è stata fortemente voluta ma creata già dall'anno scorso. Assolutamente, noi siamo partiti con la manifestazione di febbraio, avevamo chiesto alla politica, non sono interventi diretti che tra l'altro con soldi stanziati la gran parte è ancora fermi a causa della burocrazia, ma vogliamo costruire assieme a tutta la filiera e oggi nell'assemblea abbiamo i più grossi buyer della distribuzione sarda. Vogliamo con loro fare accordi di filiera, vi è la possibilità di programmare. Giustamente per programmare bisogna avere dei numeri certi e a proposito di numeri, questi sono tutti in negativo come abbiamo visto stamattina, tranne uno che è in positivo, che è quello delle importazioni. È assurdo che una regione come la Sardegna perda metà dei terreni coltivati a ortive e stia importando un più 63% di prodotti fuori dall'isola. Noi vogliamo creare un'economia reale nel territorio ripartendo e dando dignità a chi lavora e a chi assieme alla trasforma e commercializza abbia la giusta appunto dignità del proprio lavoro. Presidente, lei ha definito il reparto orticolo un pilastro della nostra Sardegna. Assolutamente, fatturiamo un quinto del PIL agricolo solo sulle ortive che sono di grandissima qualità, dobbiamo avere alleati i consumatori che capiscano il valore del nostro prodotto e quello che significa creare economia circolare e lasciare i soldi qui in Sardegna. La grande distribuzione si sta rendendo interessata a fare progetti assieme e questa unità ci porterà a proporre dei progetti operativi alla politica. Abbiamo visto che è stato un confronto molto intenso, possiamo dire quasi di pancia, emotivo, con i dati che ovviamente non sono confortevoli, ma da lì si riparte. Assolutamente, bisogna ripartire da quello avendo la consapevolezza di quanta strada si è perso. Pensate, solo i terreni infrastrutturati irrigui se ne utilizza solo un terzo. Noi abbiamo definito questo progetto Ricoltiviamo la Sardegna. Se qualcosa ci ha insegnato la guerra, le speculazioni, è che quello che ci è stato inculcato sino ad oggi non conviene produrlo qui, la globalizzazione andiamo a acquistarlo dove costa meno, oggi ne abbiamo la certezza che assolutamente bisogna presidiare il territorio e riprendere a coltivare in loco. Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, diceva Musca, l'America ce l'abbiamo sotto i piedi, questa è la nostra Sardegna. L'America è in Sardegna per chi lo capisce, se c'è un posto di lavoro dignitoso come paga il gruppo non ha qui l'America. Certe cose non posso dirle, qui l'America, un posto di lavoro dignitoso, pagato come paga il gruppo ISA. Ma se in Sardegna vengono più ricchi del mondo, allora è tutto lì.
Senta, ma queste assemblee servono perché in poche ore siete tutti insieme e quindi vi potete confrontare? Queste assemblee sono le cose più belle del mondo per dirci le cose ben fatte e per rimanere sordi in Sardegna. L'ho detto prima tanto io. Quello in Sardegna, io compro tutto in Sardegna, quello non c'è, giustamente compro fuori, giustamente. Ma no, anche noi, casa, siamo in tutto il mondo, tranne i talebani, in tutto il mondo. Se volete vi dico il nome e cognome dove siamo, vi do l'elenco. Però certe cose non posso dire, l'ho detto all'amico. Salvatore Lotta, anche la sua azienda nello specifico a 360 gradi, ma con un occhio all'orticolo che è fondamentale, come dice il presidente dei Coldiretti. Sì, purtroppo stiamo vivendo una situazione, come abbiamo detto prima, che è strutturale, la Sardegna molto frammentata, che in un contesto come quello attuale, di un'inflazione così alta, aumento dei costi di produzione e poco potere d'acquisto da parte delle persone, stiamo vivendo un momento di crisi, di forte crisi, dove la totale assenza della politica regionale nei confronti del mondo ortofrutticolo si vedono che io assolutamente, lungi da me voler criticare certe manovre, anzi sono perché ne facciano di più per sostenere il mondo della pastorizia, il mondo del latte, che tutto vive in perenne crisi e in difficoltà per questa situazione, però anche il mondo ortofrutticolo non c'è nessun sostegno, ma come vediamo qua non c'è neanche il nostro assessore che è venuto a ascoltare il nostro grido, magari a sentire quali sono le problematiche, per magari poi poter analizzare se poteva fare qualcosa per sostenere questa situazione. Senz'altro si ha bisogno di una rivalutazione di tutto, tenere presente che i consumi stanno scendendo e di questo dobbiamo prendere atto, magari saremo costretti a ristrutturare le nostre aziende, a produrre meno, a fare qualcosa. Lotta, abbiamo visto che c'è stato un forte confronto fra i distributori e i produttori, diciamo era ora? Ma assolutamente, noi siamo un'azienda strutturata da quell'atto e con i nostri clienti ragioniamo da sempre, facciamo programmazione. Il problema è che anche loro in questo momento di aumenti dei costi stanno vivendo degli aumenti dei costi allucinanti. Basti pensare cosa potrebbe essere la bolletta dell'energia elettrica di una catena di distribuzione. Dunque noi capiamo che ci sono queste situazioni, a loro chiediamo più attenzione, più programmazione, cercare di valutare attentamente quello che può essere il mercato futuro dell'ortofrutta e darci indicazioni più a stretto giro. Questo è quello che possiamo chiedere a loro, però noi, ripeto, come azienda siamo molto strutturati e con la grande distribuzione abbiamo un dialogo molto stretto. Perra, questa assemblea sta tracciando un solco importante. Sì, diciamo che se ne sta mettendo attenzione verso un settore, l'orticoltura, che è un settore importante e strategico in Sardegna, che ha un potenziale di crescita importante ma che purtroppo sta vivendo una forte sofferenza che viene da un lato dall'aumento dei costi di produzione che registrano tutte le filiere ma in particolare il settore orticolo, dall'altro la necessità di valorizzare meglio il proprio prodotto sul mercato, quindi una strategia con la GDO ma anche con i mercati generali, così come per la vendita diretta, per dare la giusta dignità al valore del prodotto, e terzo i cambiamenti climatici che chiaramente sono un po' l'elemento che non possiamo controllare e che mette in balia le produzioni, quindi programmazioni che è difficile fare perché non dipendono solo da te, e in questo è importante poi avere anche le risorse idriche, perché chiaramente l'orticoltura si fa avendo la disponibilità delle risorse idriche e quindi avere l'acqua anche attraverso l'attività dei consorzi di bonifica a quelli che sono i costi sostenibili per le imprese, per cui centralità per il settore e strategie per uno sviluppo potenziale che ha voce, perché è stato detto nell'assemblea che sono aumentate le importazioni di prodotti ortofrutticoli e sono diminuite invece le coltivazioni, quindi noi oggi dobbiamo partire da questi numeri per fare uno slancio. Faccio una battuta, da qui al 2030 raddoppiare le superfici orticole in Sardegna, credo che ci siano gli spazi e che se tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione può essere un riscontro positivo per la nostra comunità.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Continuiamo con il presidente provinciale di Coldiretti. Lei è appena reduce da un intervento dove ci sono stati degli applausi perché, come ho detto ai suoi colleghi, è un'assemblea anche di pancia. Sì, diciamo che io ho fatto un pochino il sunto di quelle che sono le informazioni che i produttori orticoli hanno dato all'assemblea, che non è rappresentata solamente da soci, ma ne abbiamo approfittato appunto per dare certe informazioni alla politica che era presente e alla grande distribuzione. Sono stati tanti interventi, però alla fine il succo era sempre uguale: mancanza di programmazione, non conoscenza dei dati da parte degli enti competenti, e questo è un grandissimo problema, perché senza avere conoscenza dei dati non è possibile fare nessuna programmazione. Io penso a una programmazione anche delle misure del PSR, delle misure della politica agricola comunitaria. Tu, se non conosci quanto carciofo stai producendo, come puoi pensare di dare dei finanziamenti alla carcioficoltura e anche dare magari dei finanziamenti a dei prodotti che hanno tantissimo valore aggiunto e che stanno anche avendo un trend positivo sul mercato. Ecco, la conoscenza dei dati là è basilare. Un altro fatto che è emerso è la burocrazia, che, ripeto, come ho detto nel mio intervento prima in assemblea, non è un problema soltanto delle imprese agricole, è un problema delle partite IVA e delle imprese in genere, che ogni mattina si alzano e devono cercare di crearsi lo stipendio. Ecco, la burocrazia ormai sta diventando un qualcosa che non è più sopportabile, perché se mentre prima appunto con dei costi di produzione limitati o comunque diciamo sopportabili uno poteva anche pensare di avere
un finanziamento un po' più ritardato, ora non è più possibile. È necessario dare da bere agli assettati quando questi hanno appunto sete, perché dopo o vanno da altre parti o abbandonano proprio il settore. Queste sono appunto parole che sono state dette dai colleghi che mi hanno preceduto nell'incontro. Presente a questa assemblea regionale anche la filiera agricola italiana. Lei è presente al nome del nazionale. Cosa le sembra questa assemblea che ha preso anche dei toni forti, importanti? Ha preso dei toni forti, intanto assolutamente infinitamente partecipata e con grandissimo stupore e piacere vedere tutta questa gente che partecipa a un tema così importante come quello dell'ortofrutticolo, che io vedo anche a livello nazionale, ha sicurissimamente abbastanza da tutte le parti quegli stessi problemi, ma in Sardegna su alcuni prodotti, carciofi in testa, ancora di più che altri prodotti. Poi la Sardegna sconta anche a volte un sistema produttivo fatto di più piccoli produttori che, facendo fatica a fare aggregazione, hanno forse più difficoltà rispetto anche a altre aree del paese ad arrivare al mercato o più direttamente al consumatore finale, con un livello di intermediazione magari un po' meno lungo rispetto a quello che è qui. L'agricoltura è ed ha la sensibilità su quello che è l'ambiente, quindi l'ambientazione, la creazione di un sistema soprattutto lavorativo. Ma cosa accade quando vediamo che comunque fra produttori e coltivatori c'è sinergia e poi c'è la catena, la filiera che si blocca sulla vera e propria commercializzazione? Vabbè, è chiaro che è evidente che oltre a una sinergia di intenti poi bisogna avere anche un'aggregazione logistica che permette di scaricare a terra quelle che sono le logiche del mercato e quelle che sono le sinergie che nel mondo della produzione oggettivamente, anche oggi abbiamo visto, sono oggettivamente assolutissimamente condivise. Io trovo veramente che il problema sia un problema strutturale fatto di aziende con produzioni medio-piccole, estremamente parcellizzate, e un sistema distributivo che evidentemente sempre di più, lavorando in maniera aggregata, ha bisogno, non dico di grandi produttori, ma di produzioni univoche che permettono tutti i giorni di arrivare con lo stesso prodotto sugli scaffali. Una prima assemblea 2023 voluta dalla Coldiretti, dove c'è stato un importante confronto fra i produttori, i consumatori, la politica, ma soprattutto i distributori. Sì, siamo tutti parte di uno stesso sistema, io dico sempre siamo tutti consumatori, tutti abbiamo necessità di fare la spesa, però soprattutto di avere anche i soldi per fare la spesa. Oggi, nella giornata di oggi, c'è stata la dimostrazione che se non alimentiamo il nostro sistema e non aiutiamo il territorio, le nostre produzioni, il sistema delle aziende sarde, rischiamo di impoverirci sempre di più e di avere difficoltà a fare la spesa sempre di più. E per cui oggi sono nate delle idee importanti, ma soprattutto il sistema, dobbiamo, come ha detto qualcuno, lavorare a staffetta, siamo tutti un complesso fortemente legato, dove è necessario uscire dalle lotte, dalle invidie per lavorare veramente insieme e cercare di creare valore nel sistema agricolo in Sardegna. L'orticolo, come dice il presidente Qualbu, è un pilastro dell'agricoltura sarda, lo è stato negli anni, lo sarà sicuramente, ma in questo momento si soffre un po' quella problematica della filiera che poi arriva al consumatore. Il confronto ha fatto emergere anche delle soluzioni che secondo alcuni sono di facile realizzazione, secondo altri bisogna coinvolgere ancora di più la politica. Sì, la politica sicuramente può essere un aiuto, però credo che se si vuole fare le cose tutti dobbiamo partire dal concetto iniziamo a farle, non aspettare o dare la colpa che non le faccia qualcun altro, perché se no non si inizierà mai, si trova sempre un motivo per cui non si vuole fare le cose. Per noi è importante, il comparto agricolo, ortofrutticolo soprattutto in Sardegna è importante e ha anche valore. Mi permetto di dire, il consumare un prodotto sardo, sviluppare da qualità, da un prodotto che si spreca meno perché non ha fatto frigoriferi, non ha fatto viaggi, è molto più sostenibile, ma soprattutto permette che l'economia rimanga in questo territorio.
Assessore, è fondamentale per il nostro turismo anche l'enogastronomia e oggi qui abbiamo visto un po' i muscoli di tutti i comparti. Assolutamente sì, l'enogastronomia è uno dei settori portanti che ci sta dando una grossa immagine. D'altronde la Sardegna vanta di essere l'isola dei centenari. Se c'è un motivo, se siamo l'isola dei centenari, siamo tra le 5 blue zone al mondo e qui insistono il maggior numero di centenari, quindi mangiare bene e ambiente. Quindi l'enogastronomia è un valore aggiunto per la Sardegna, per il Sardo e per l'economia. Io ho fatto dei bandi, abbiamo premiato tanti progetti per 3 anni, quindi questo è un fattore importante, è un settore che è trainante e io lo sto cercando di valorizzare al meglio con investimenti certi. Abbiamo visto che oggi qui sono presenti, grazie alla Coldiretti Sardegna, i distributori e i produttori, con ovviamente al centro la politica, che comunque è sempre fondamentale anche per questi aspetti di crisi, perché l'orticolo vive una crisi importante, ma a livello turistico spronare i turisti ad acquistare anche online i prodotti sardi, questo serve? Guardate, la Sardegna serve tutto, ciò che ho detto prima è quello che è l'invito che mi sono permesso di fare, io non sono assessore all'agricoltura, però noi dobbiamo creare un brand Sardegna anche su questo settore qua, è giusto che sia così, un marchio certificato di qualità, i nostri prodotti sono prodotti di qualità certificata, buona, quindi li esportiamo ma non mai tanto, vedete che la crisi e i numeri che hanno detto sono diminuzione di ettari di coltivazione e troppa importazione, è diminuita l'esportazione. Allora da questi dati che bisogna ripartire, noi dobbiamo cercare di conquistare ancora più mercati, servono fare investimenti, serve fare promozione dei prodotti, serve far sistema, ciò che ho chiesto a loro, non invitate sempre un assessore per volta, facciamo una sorta di conferenza di servizi tra gli assessori competenti, se si va da uno in uno spesso non si risolvono le situazioni vanno affrontate di petto con tutti gli assessori competenti, proprio questa sarà la formula vincente per tutta la politica regionale, per la Sardegna e per le associazioni di categoria, far sistema, dobbiamo unire le forze e mi sembra che questo messaggio sia recepito, anche perché tra le loro categorie lamentano che non vanno, spesso non si raccordano, vedete che poi questo purtroppo, questa disfunzione si ripercuote anche nella politica, quindi io credo che l'invito che ho fatto e l'augurio che ho fatto a loro, a tutti i presenti, è il miglior augurio che si possa fare, uniamo le forze e forza Varis. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali.
La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Si intitola Consapevolezza e libertà, la 2 giorni di convegno organizzata dallo Startup Studio Kitsanos con il patrocinio della Fondazione Sardegna e che ha preso avvio a Cagliari. Al centro delle 2 serate l'innovazione, tema attualissimo e che ha aperto la strada a un confronto multidisciplinare dal respiro internazionale arrivato alla 2ª edizione, in cui accademici, scienziati e giornalisti si propongono di dare al pubblico una chiave per interpretare e analizzare gli scenari attuali e le tendenze in atto e un aiuto per immaginare nuove traiettorie per la costruzione di un futuro e di un mondo a misura di nuove sfide e necessità, abbinando alla consapevolezza dei propri mezzi e dei possibili rischi e ostacoli una volontà trasformativa. Ma cos'è l'innovazione? Si parla di innovazione come risultato del rapporto tra senso della realtà, la realtà come la vediamo, il nostro vissuto, come ci capita sotto gli occhi, e senso della possibilità, cioè capacità di immaginare, di vedere altrimenti, quindi di immaginare le cose in maniera diversa da come semplicemente le vediamo. E questa visione che cosa fa? Amplia il nostro modo di considerare noi stessi e il mondo che ci circonda. Ecco, il senso della possibilità, se ben interpretato, amplia notevolmente il senso della realtà e quindi ci rende capaci di affrontare meglio i problemi che la realtà ci propone. Consapevolezza e libertà sono i due termini cardine. Che importanza hanno nel mondo dell'innovazione? Il mondo dell'innovazione spesso pensa di basarsi sul presupposto che sia lecito tutto ciò che è fattibile, tutto ciò che è realizzabile. Da questo punto di vista occorre però rendersi conto del fatto che noi dobbiamo accompagnare questa libertà di innovazione, di affrontare i problemi in maniera innovativa, i problemi che la conoscenza ci propone, con la consapevolezza precisa delle conseguenze che comporta le nostre azioni. Oggi l'innovazione ci mette di fronte a strumenti che ci consentono di ragionare in modalità predittiva. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi nel momento in cui prendiamo una decisione o effettuiamo una scelta abbiamo a disposizione strumenti che ci consentono di vedere nel breve periodo, di constatare nel breve periodo quali saranno le conseguenze operative di queste decisioni e di queste scelte. Da questo punto di vista questi strumenti chiaramente accrescono la relazione tra libertà e consapevolezza, nel senso che aiutano a renderci consapevoli dei rischi connessi a ciò che facciamo e alle scelte che effettuiamo. Ecco, cosa rispondere a chi ha sfiducia nei confronti dell'innovazione? Ma la sfiducia nei confronti dell'innovazione c'è sempre stata. L'uomo, come tutti gli animali, è un essere sostanzialmente pigro e abitudinario. Ogni volta che viene in qualche modo mutato o addirittura sconvolto il suo panorama, che vengono sconvolte le sue forme di vita, l'uomo si trova di fronte a una situazione di rischio, chiaramente, perché il cambiamento genera incertezza, inevitabilmente. Quindi è chiaro che da questo punto di vista questo rischio rompe in qualche modo una situazione di benessere e di tranquillità. Però il problema di fondo è questo, di cui dobbiamo renderci conto, è questo, che il nostro cervello è orientato all'innovazione e al cambiamento. Dentro di noi
e la pandemia ce l'ha dimostrato, noi abbiamo un laboratorio che sperimenta di continuo il DNA. Il nostro DNA sperimenta di continuo nuove soluzioni, nuove modalità di manifestarsi, addirittura nuove forme di vita. Quindi la nostra vita è perennemente sospesa tra l'eredità del passato e della tradizione e diciamo lo sguardo in avanti che è determinata dalle capacità della nostra mente per un verso, ma anche del nostro corpo che attraverso il DNA sperimenta di continuo nuove situazioni. Questa situazione di dinamismo è inarrestabile. Pensare di in qualche modo combatterla significa tradire la stessa caratteristica, gli stessi tratti distintivi fondamentali della natura umana. Volevo chiedere verso quale direzione si sta andando adesso? Ma guardi, la direzione verso la quale si sta andando non è già nel 1934 uno dei più grandi intellettuali italiani, Bruno De Finetti, quindi sto parlando di quasi un secolo fa, diceva che la cultura e l'umanità si sarebbero trovati sempre più di fronte a un'incertezza radicale. Di fronte all'incertezza radicale non valgono gli strumenti in qualche modo di proiezione nel futuro di ciò che abbiamo imparato dal passato. Quindi l'incertezza è proprio questa, impossibilità di prevedere in modo totalmente affidabile. Quindi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo affrontare il rischio, ma per affrontare il rischio dobbiamo attrezzarci e l'unica attrezzatura, gli unici strumenti di cui possiamo disporre sono quelli che in qualche modo ci mette a disposizione la conoscenza in tutte le sue articolazioni, la conoscenza scientifica, la conoscenza umanistica, la cultura nelle sue diverse espressioni, compresa l'arte, che diciamo, è stata capace di proporre visioni del futuro che in molti casi si sono avvicinate in maniera sorprendente a quello che poi si sarebbe realizzato. Ecco, l'uomo ha a disposizione tanti strumenti per affrontare la sfida del futuro e chiaramente non deve aver paura, anche se ci si rende conto che diciamo, questa situazione di incertezza in qualche modo ci pone di fronte alla impossibilità di una previsione affidabile e credibile di ciò che ci potrà succedere. Questo diciamo, non deve in nessun modo alimentare situazioni di sfiducia o di disperazione. Dobbiamo essere sicuri che, come sempre ha fatto, l'umanità, se utilizzerà convenientemente gli strumenti della sua cultura e della sua conoscenza, saprà venire a capo di ogni situazione di pericolo, di rischio che le si presenterà davanti. Pensa che l'Italia abbia piena consapevolezza di tutti i mezzi che ha a disposizione? L'Italia è diciamo, da questo punto di vista è un paese privilegiato perché ha alle sue spalle una storia assolutamente ricca, un patrimonio culturale unico e tra l'altro l'Italia ha una caratteristica interessante da questo punto di vista, quello che viene considerato un suo limite, cioè il fatto che in Italia lo Stato unitario sia arrivato in ritardo rispetto a tutte le grandi potenze europee, la Francia, la Germania in una situazione intermedia, l'Inghilterra soprattutto, però ha fatto crescere in Italia una cultura della differenza. L'Italia politicamente e culturalmente è nata, si è sviluppata e cresciuta attraverso le differenze e questa è una grande risorsa perché mette l'Italia in qualche modo al riparo del pensiero unico, se si sa interpretare bene la sua situazione. L'Italia nella sua storia, nel suo patrimonio linguistico e culturale ha quella grande armamentario, quella grande riserva di strumenti alternativi, di risorse alternative che la possono mettere in condizione di affrontare qualunque situazione si presenti nell'immediato futuro. Come nasce l'idea di questa 2 giorni di iniziative incentrata sull'innovazione? Dunque, intanto questo è il secondo episodio di quella che vorremmo fosse una trilogia. Teniamo segreto il tema per l'anno prossimo, già l'anno scorso abbiamo fatto tecnologia e biologia e quest'anno consapevolezza e libertà.
La logica è quella di alzare la palla, alzare l'asticella, e in realtà siamo tutti sempre molto congestionati dal quotidiano, chi per lavoro, chi all'università, chi col giornale, chi con la televisione, chi negli studi, chi con i propri affari sostanzialmente, ed in realtà c'è molto bisogno in questo periodo, non lo diciamo solo noi ma anche tutti gli amici che ci aiutano a trattare i temi che dobbiamo indagare, c'è bisogno di respirare, c'è bisogno di pensiero, c'è bisogno di visione, c'è bisogno di alzare l'asticella per proiettare futuri possibili che siano concretamente realizzabili, e questo è il motivo dell'evento. Kitsanos è una startup che nasce nel 2017, anticipando un po' quelle che sono le tendenze che ora vanno di moda. Volevo chiedere come riuscite a supportare le aziende, le piccole e medie imprese in un momento economico così difficile? Dunque, la nostra è un'azienda che fa aziende, gli Startup Studio sono questo. Innanzitutto lo facciamo sulla nostra ricerca, quindi quello che facciamo per noi stessi sulla nostra ricerca lo facciamo per la ricerca di terzi. Esiste nel sistema paese, anche se è molto più debole rispetto al contesto europeo o ad altri ecosistemi dell'innovazione più evoluti, un sostegno pubblico, ci sono determinate linee di finanziamento per le nuove imprese e si somma all'investimento pubblico che si cerca di creare per far partire le nuove iniziative il sostegno da parte o dell'industria o da parte di investitori privati. In fin dei conti il mondo dell'innovazione è una scommessa sul futuro, c'è chi ci crede, quando si vince bene, ed è per questo che va avanti. L'innovazione in Sardegna, a che punto siamo e quali sono anche i vostri obiettivi? A che punto siamo? C'è stata negli ultimi 10 anni, a mio avviso, una grande bolla comunicativa sul mondo dell'innovazione, che è stato trattato più come un fenomeno, se vuoi, di animazione di eventi, di animazione di politiche, piuttosto che non essere trattato come un'industria. Qual è l'industria dell'innovazione? È come la metalmeccanica piuttosto che un'altra. Ora mi sembra che Cagliari, ma la Sardegna tutta, si siano potute giovare di un passato recente che ci ha messo molto all'avanguardia rispetto ad altre regioni. Mi sembra che ciò che di buono è stato prodotto in questi primi 10 anni, essendo un'industria ad altissimo rischio, in realtà ha resistito molto bene rispetto al panorama nazionale. Sicuramente la pandemia, sicuramente la grave crisi economica che ci aspetta per quest'anno, gli eventi bellici e le altre cose che stanno succedendo non aiutano nessuna industria, non è che non aiutano in particolare l'industria di innovazione. Penso che in Sardegna ci siano ancora grandi intuizioni, penso che sia necessario un minimo fare un po' più sistema tra chi ce l'ha fatta e chi ce la potrebbe fare o magari che è sul punto di farcela, o con quelli molto promettenti che sono ancora un po' più indietro, quindi penso che possa la Sardegna confermare un suo ruolo abbastanza autorevole nell'industria dell'innovazione. Serve un po' un balzo in avanti, se vuoi, di fiducia e di coraggio, anche perché se non si scommette su linee che sono molto prossime al futuro, che sono poi prodotti o processi che impattano sui bisogni delle persone o delle imprese, non si riuscirà ad avere un nuovo scenario produttivo e quindi un nuovo scenario sociale. Io credo che ce la faremo. Quanto è importante nel mondo dell'innovazione fare rete? Determinante. Le persone prima di tutto, quindi innanzitutto rete, squadra con le proprie aziende, squadra con i tuoi fornitori, squadra con i tuoi clienti, anche per questo si fanno eventi di questo tipo, perché si cerca di mettere insieme le reti delle reti. Esclusivamente collaborando in maniera molto solidale si potranno superare non solo i più difficili, ma si potrà mettere nel mercato l'innovazione che serve. Consapevolezza e libertà. C'è abbastanza consapevolezza riguardo il linguaggio di genere? Il titolo del convegno è Consapevolezza e libertà. Trovo che sia un connubio molto azzeccato, perché effettivamente anche nei temi di genere e nel linguaggio di genere la consapevolezza è fondamentale. In questo convegno affronteremo temi che riguardano la scienza, il digitale, l'innovazione. E io penso che il ruolo delle donne in questi ambiti sia un potenziale enorme, tutto da esplorare, e noi sappiamo che tutte le volte che nelle società evolute le donne hanno potuto esprimere il loro potenziale, le società ne hanno saputo giovare sia in termini di crescita sociale che economica. Quindi l'auspicio di questa giornata potrebbe essere proprio questo. C'è abbastanza libertà nel utilizzare il linguaggio di genere?
Ci deve essere consapevolezza, e la consapevolezza porta in sé la libertà di utilizzare il linguaggio nel migliore dei modi. Giulia Giornaliste compie 10 anni, tante battaglie, a che punto siete? La strada è molto lunga da percorrere, però sono stati fatti sicuramente moltissimi passi in avanti, sicuramente in termini di diffusione di una sensibilità diffusa anche qui in Sardegna. Sicuramente oggi è molto più, si fa un uso molto più consapevole del linguaggio riferito alle donne, ma non soltanto del linguaggio, anche dell'uso dell'immagine della donna. Ripeto, non siamo arrivate, la strada è ancora molto lunga da percorrere, però siamo sicuramente nella strada giusta. Libertà e consapevolezza, che peso e che importanza hanno questi due termini nel mondo dell'innovazione? La consapevolezza deriva da esperienza e conoscenza ed è chiaro che queste due dinamiche liberano possibilità, quindi se noi pensiamo all'innovazione pensiamo all'esplorazione di nuove possibilità che spostano i limiti del possibile, di quello che noi abbiamo pensato possibile fino a quel momento e che avviene con l'innovazione. Quindi parte tutto dalla conoscenza e dalla consapevolezza delle possibilità in più che si aprono. Verso quali direzioni sta andando l'innovazione? Anche in Italia, lei in un suo libro ha sottolineato un paradosso. In generale l'innovazione vediamo che non è più soltanto fare una tecnologia migliore della precedente o una soluzione migliore della precedente o un modello di business migliore del precedente. Adesso noi come umanità, o almeno in una parte dell'umanità, c'è una consapevolezza in più ed è che questa innovazione deve andare a risolvere grandi problemi veri, tipo l'emergenza climatica, tipo l'ineguaglianza, la polarizzazione sociale, queste grandi questioni sulle quali, e quindi l'innovazione che semplicemente fa una tecnologia un po' più veloce, un po' più intelligente, un po' più cosa, non è quello che noi veramente vogliamo, e anche gli investimenti stanno lentamente ma abbastanza chiaramente andando in questa direzione. Quindi la nuova innovazione non è soltanto un miglioramento tecnologico, ma è una risposta a grandi problemi veri dell'umanità. Per l'Italia il discorso è, questo contesto di innovazione è molto interessante, perché noi praticamente abbiamo scoperto di essere quasi sempre gli ultimi in classifica in tutti i grandi indicatori della capacità innovativa standard, spesa in ricerca, brevetti, venture capital, queste cose qua, competenze digitali, siamo sempre negli ultimi posti nei paesi, diciamo, sviluppati naturalmente. Eppure le nostre esportazioni aumentano dal 2009 costantemente e anche significativamente. E quindi o vendiamo roba vecchia all'estero oppure abbiamo un modo di innovare che non si vede con quegli indicatori standard di cui dicevo prima. E in effetti, facendo un centinaio di interviste con innovatori, professori, imprenditori, ho cercato di mettere insieme una sorta di modello dell'innovazione all'italiana. Ecco, come si dovrebbe ristabilire l'equilibrio? Questa innovazione italiana, per dirla in sintesissima, è con poche risorse da sprecare e molta attenzione alla conoscenza anticipata delle possibili conseguenze della tua innovazione. Quindi lo fai inventando e pensando una storia molto convincente che convince anche il resto del mondo, tipo questo è di moda quindi prendilo, oppure mettendosi molto d'accordo e sviluppando l'innovazione insieme con il cliente nel grande B2B italiano. Queste sono cose che succedono, però la domanda giustamente è: ma questo può durare, funzionerà così anche in un mondo nel quale l'iperfinanziarizzazione per esempio dell'innovazione spinge a delle cose straordinarie che vengono da altri paesi, in particolare Stati Uniti e Cina? E questo effettivamente è una domanda grossa, cioè noi fino adesso per 1000 anni più o meno siamo andati avanti in questo modo che ho descritto, facendola un po' breve naturalmente, ma davanti a noi ce la faremo ancora. Certamente noi siamo
perfettamente adatti a questa nuova innovazione che non è soltanto basata su buttare fuori roba nuova e vedere come va a finire, come fanno gli americani, ma pensarci prima alle conseguenze. E quindi in questo siamo abbastanza bravi. Dove non siamo bravi è nella tenuta di fondo della crescita della conoscenza, cioè quella cosa di cui abbiamo parlato all'inizio di questa intervista. Effettivamente noi puntiamo molto sulla valorizzazione del patrimonio culturale, ma facciamo troppo poco nella ricerca di creazione di nuovo patrimonio culturale, di nuova conoscenza. E torniamo quindi al discorso della consapevolezza. E ci siamo tornati. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Nel Sulcis è iniziato il conto alla rovescia e a quanto fatto trapelare dalla nuova proprietà dell'ex Alcoa, adesso c'è la concreta speranza a Portovesme di riaccendere gli impianti di produzione. A quanto pare è stato decisivo l'intervento del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che la scorsa settimana ha promosso un vertice a Roma tra il presidente Solinas e le principali aziende produttrici di energia, per avere un approvvigionamento a prezzo scontato per l'azienda sulcitana. La notizia è anche stata confermata nelle ultime ore dal quotidiano di Confindustria Il Sole 24 Ore e dall'amministratore delegato del gruppo Giuseppe Mannino. Uffici a Lugano, residenza a Monte Carlo, capitali in Lussemburgo e nelle isole Vergini britanniche, esperienza di lavoro tra Stati Uniti e Svizzera e una solida amicizia prima della guerra con il magnate russo Abramovich.
La notizia di oggi è che la produzione dell'alluminio primario dovrebbe ripartire a Portovesme, dove nella grande fonderia del Sulcis è possibile produrre fino a 50.000 tonnellate di alluminio primario, con l'obiettivo, quando sarà ristrutturata la sala elettrolisi, di raggiungere a pieno regime di lavoro quota 160.000. Sono in preallarme 150 dipendenti diretti e 300 dell'indotto. Il manager italo-elvetico aveva sempre affermato: siamo fermi a causa della burocrazia e dell'alto costo dell'energia che ci ha messo fuori mercato. Se la notizia si tramuterà in fatti concreti, sarà il miglior modo di battezzare questo 2023 in un territorio industrialmente in agonia come quello sulcitano. Ma ripercorriamo insieme le ultime tappe di questa vicenda. Abbiamo scelto questa sala per... Una settimana fa, nella sala anfiteatro della regione, il presidente Solinas aveva sollecitato un intervento del ministro Adolfo Urso sull'avvertenza Portovesme. Il responsabile del Dicastero delle Imprese del Made in Italy, quel giorno in collegamento in videoconferenza da Roma, ha accolto l'invito ed ha promosso un vertice per consentire al governatore sardo di confrontarsi con le principali aziende private che operano sul mercato dell'energia nazionale. È anche arrivato il comunicato del presidente. Abbiamo preso atto della decisione della nuova proprietà della Portovesme di voler procedere alla riqualificazione delle produzioni con un ambizioso progetto di riconversione degli impianti e abbiamo confermato nella riunione della scorsa settimana con i rappresentanti dei lavoratori presenti, gli assessori dell'ambiente, del lavoro e dell'industria, il nostro impegno ad accompagnare l'azienda e i suoi lavoratori nella fase di transizione, come stabilito fin dal mese di ottobre nel corso di vari incontri con aziende e sindacati. A Roma, ha sottolineato il Presidente, si sono messe le basi perché nell'ambito di accordi commerciali tra privati la Portovesme possa trattare con i soggetti erogatori dell'energia elettrica per stabilire un accordo che consenta di accedere a prezzi molto più competitivi, tali da garantire la prosecuzione delle attività nella fase di transizione che porterà l'azienda ad una riconversione delle produzioni. Assessore, chiaramente l'agenda è molto nutrita e tra i temi che stanno balzando alla ribalta quelli dell'occupazione legati anche alla transizione, legati alle scelte che le aziende, le più importanti che operano in Sardegna, nel mondo industriale, stanno compiendo e devono compiere, destano una grande attenzione. La centrale Enel di Portovesme, denominata Grazia Deledda, ad esempio, è uno di questi punti forti sulla sua agenda. C'è stato un incontro importante. Qual è la sua sensazione a margine di questo incontro? Beh, rispetto all'incontro che abbiamo avuto, la società ha garantito il mantenimento dei livelli occupazionali relativamente alla fase di transizione che tutti stiamo vivendo. È chiaro che tutte le attività tenderanno a rinnovare le proprie attività industriali in seno al proprio presidio industriale. È chiaro che il compito della Regione è quello di presidiare il mantenimento delle stesse attività, così come il mantenimento dei livelli occupazionali. La priorità continua a rimanere quella dello sviluppo, non solo occupazionale ma anche sociale del territorio in cui le stesse attività insistono. Lei presta molto attenzione ai passaggi della deindustrializzazione. La Sardegna in passato ha dovuto convivere con scelte che poi si sono rivelate deleterie o comunque non ottimali per il territorio. Quando parliamo della centrale parliamo di quasi 500 occupati. L'azienda ieri ha dato risposte affermative anche per la riconversione e la riaffermazione di questi posti di lavoro. Anche adesso le chiedo qual è la sua sensazione. L'azienda nello specifico è un'azienda che ovviamente deve portare a compimento un percorso che deriva da normative europee, pertanto normative cogenti. Non c'è possibilità di cambiare quel percorso salvo che non cambino in sede normativa alcune disposizioni. È evidente che dall'incontro che si è avuto rimane positiva la nota per cui ci sia la volontà della stessa azienda di riformare i dipendenti verso
le nuove attività che si andranno a realizzare. Questo per noi è importante. È chiaro che il discorso deve essere un discorso di sistema, perché tutto quel territorio ha già pagato tanto in termini di industrie che non hanno portato avanti il loro oggetto sociale. Abbiamo bisogno invece di presidiare le attività che oggi insistono, le attività che sono in ripresa, affinché i presidi industriali rimangano e si sviluppino nel territorio. Onorevole Tunis, la Sardegna si è mostrata pimpante, effervescente dal punto di vista politico, imprenditoriale, socio-economico nel ripartire dopo la pandemia. Adesso si va al dunque, state in Consiglio lavorando alla finanziaria. Lei come la vede? Ma i fondamentali ci indicano un tessuto economico, se non proprio in ripresa, che almeno ha tenuto rispetto al passato, ha superato senza perdite eccessive il periodo della pandemia, anche attraverso lo slancio del settore dell'edilizia, attraverso il 110%. C'è stato da parte del mondo del lavoro e del mondo dell'impresa una risposta positiva. Naturalmente su questo noi stiamo cercando di costruire un documento economico-finanziario per la Regione che dia coerenza a quanto sta sviluppando il sistema economico. A proposito di questo, anche d'accordo con la Giunta, siamo convinti che il Consiglio regionale darà delle risposte efficaci tra i primi in Italia proprio al mondo dell'impresa, che in questo momento sta soffrendo l'apparente superamento della strategia rivolta al 110%, che ricordiamo non è soltanto una misura di slancio economico, ma è soprattutto una misura rivolta a ottimizzare il sistema del patrimonio edile in ottica miglioramento della condizione ambientale. Se noi dovessimo rivederci, usiamo un pochino la macchina del tempo al contrario, se noi dovessimo rivederci, come mi auguro, a fine 2023, lei che Sardegna si aspetta? Cosa avrete progettato? Naturalmente mi auguro di vederci prima, ma in ogni caso sono convinto che la Sardegna riuscirà a trovare in queste misure che ci prepariamo a licenziare ulteriori opportunità di sviluppo. Io sono convinto che la risposta alle aree di crisi, il maggiore slancio nei confronti di settori strategici come l'industria e come il turismo consentirà al sistema lavoro di distribuire nella maniera più efficace e non più assistenziale come negli ultimi anni la ricchezza prodotta. Ci addentriamo in quelle che sono le municipalità e quindi San Luri, e quindi una realtà storica con forti tradizioni, integrata in un territorio molto vivace dal punto di vista economico, sociale, probabilmente una porta straordinaria verso la città metropolitana di Cagliari, però con radici, con usi, con modi di interpretare lo sviluppo, l'occupazione del tutto particolari. Siamo con il sindaco di San Luri, Alberto Upi. Si esce dalla post-pandemia, un 2022 in cui le amministrazioni municipali sono dovute un po' guardare allo specchio dopo tante sofferenze di vario genere. San Luri come sta ripartendo? San Luri sta ripartendo con delle azioni straordinarie per garantire il fatto che una cittadina che è piena di servizi, che vive di terziario, di commercio, possa ripartire per essere sempre più accogliente e più attrattiva verso gli investimenti che arrivano nel nostro territorio. Un territorio appunto a 25 minuti da Cagliari, a 25 minuti da Oristano, che ha bisogno per affermarsi di essere sempre attrattivo per i nuovi investimenti che ci sono nella nostra zona. Ecco. L'approvazione del bilancio è un passaggio molto delicato, voi siete stati precisi, rigorosi nei tempi, questa è una garanzia sia per chi governa sia per l'opposizione e in definitiva per i cittadini. Quali sono gli aspetti salienti? Sì, un bilancio che si pone l'obiettivo di far ripartire la nostra comunità, di mantenere un livello di tassazione e dei tributi comunali molto basso. Credo che abbiamo una delle tarie ad esempio più basse della nostra provincia, idem per l'IMU piuttosto che per altri tributi. Addirittura abbassiamo in questo bilancio i tributi per le attività ricettive che mettono i deors e un po' di tavolini, ad esempio, e di ricettività fuori dal proprio locale, sia per il periodo estivo che per il periodo invernale. Un bilancio che poi si pone la sfida importante di partecipare a tutti i bandi del PNRR, quindi si dota di personale adeguato e competente per aggrappare, per centrare la sfida del PNRR. È un bilancio che si pone l'obiettivo
di terminare i lavori pubblici che abbiamo in corso e di iniziarne di nuovi, piuttosto che dei servizi per l'infanzia come l'asilo nido, che avrà un grande potenziamento, e grossi investimenti sulle scuole, piuttosto che sulla formazione dei nostri cittadini, quindi aumentando sempre di più la possibilità per tutti di partecipare a corsi di formazione organizzati e finanziati dal Comune, in modo tale che la ricerca del posto di lavoro non sia più lasciata come dire, al contatto molte volte personale con gli imprenditori o con la pubblica amministrazione, ma sia come dire, guidata in una strada che riguarda la formazione e le competenze dei nostri giovani, ecco, partendo dalla scuola fino ad arrivare al periodo post-universitario. Ecco, se dovesse, insomma, questo è un bel programma, nutrito, ricco di straordinarie opzioni, dalla formazione a quello che è il commercio, a quello che sono appunto le attività ricettive. Se dovesse trovare una piccola pepita all'interno, quale sarebbe la priorità? Cosa le piacerebbe poter dire a fine 2023? Abbiamo realizzato la città dello sport, la città della cultura, la città che inizia a dire la sua sul turismo, che valorizza i suoi beni e che apre le porte agli investitori e agli imprenditori che scelgono San Luri per la loro attività imprenditoriale. Job Day, l'appuntamento annuale promosso dall'Assessorato regionale del lavoro e dall'ASPAL, l'Agenzia Sarda per le politiche attive dell'occupazione. Volta pagina e diventa itinerante con in calendario 6 tappe che coinvolgeranno dall'inizio di febbraio a fine marzo Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Tortoli e Cagliari. Lo slogan dell'edizione 2023 è "Se non trovi lavoro è il lavoro che trova te". Gli interessati saranno supportati nel percorso di scoperta delle proprie attitudini e competenze e saranno forniti di strumenti utili alla ricerca di un'occupazione. Gli eventi programmati dal Job Day sono rivolti a tutte le imprese che cercano lavoratori nell'isola. Le aziende interessate avranno la possibilità di pubblicare le proprie offerte di lavoro e di usufruire di un servizio di preselezione curato gratuitamente dall'ASPAL. Nelle 6 sedi dell'evento sono previsti convegni e seminari dedicati in modo particolare al mondo della scuola, come indirizzo al futuro percorso professionale. Prima edizione itinerante del Job Day. Certo, perché dobbiamo uscire, dobbiamo andare nei territori, perché il lavoro, l'incontro tra le imprese e il mondo della disoccupazione, a partire da quello dei giovani, quest'anno ci sono anche le scuole superiori, ma di tutti i disoccupati si incontra nel territorio. Dobbiamo andare a promuovere questo incontro perché l'importanza vera che quest'anno dobbiamo dare è all'incontro tra domanda e offerta, cioè tra le imprese che cercano lavoro, e ci sono tante, e tutte le persone che il lavoro lo cercano, le imprese cercano i lavoratori, noi cerchiamo lavoro, loro cercano, i lavoratori cercano il lavoro e sono lavoratori che possono essere formati anche in tal senso, secondo le ricerche di mercato che stiamo facendo. Quindi dal 30 a Cagliari, poi si parte per un tour che copre tutta la Sardegna, certo, fino a Olbia. Fino a Olbia, fino a Sassari, Tortolì, Nuoro, eccetera, Oristano. Alla fine a Cagliari il 30 ci sarà il momento finale, io spero sia un momento in cui avremo fatto anche un piano davvero di lavoro, perché ci sono state tante imprese che sono già tante che hanno aderito e verranno, perché il lavoro in Sardegna c'è, ma deve incontrare lavoro e lavoratori. Quali sono le differenze fra l'evento dell'altra settimana che coinvolgeva l'università? Quello era un evento che riguardava l'alta formazione, cioè l'università, che è una delle nostre migliori agenzie, l'agenzia più accreditata certamente per l'alta formazione, e che da lì parte per formazioni mirate che in Sardegna servono. Pensate alle nuove tecnologie, pensate all'innovazione, pensate all'ambiente, a un mondo che cambia e che ha bisogno sempre più di alta formazione. Quindi sono intere giornate di lavoro con il coinvolgimento delle scuole e degli insegnanti? Di tutti e delle imprese. Ecco. Qual è l'ordine di età dei clienti del Job Day? Allora, quest'anno partiamo, mentre gli altri anni non c'era, anche dalle scuole superiori. In realtà riguarda tutte le età in cui una persona cerca lavoro.
e anche si orienta al lavoro, perché il lavoro va orientato, perché anche la formazione va orientata. Finite le scuole superiori, finito il momento in cui ci si forma, si scoprono i propri talenti davvero, a quel punto si cerca davvero di capire qual è il mondo del lavoro che ti possa accogliere. Questo è un momento in cui sarà molto importante che i ragazzi incontrino il mondo del lavoro e che le imprese sappiano che risorse hanno nel territorio, che sono risorse formate o che possiamo formare, e sicuramente risorse che loro stanno cercando, perché la Sardegna ha bisogno di andare avanti, di progredire, e solo col lavoro lo si può fare. Sono volati i primi 2 mesi di lavoro di Adalai all'assessorato, come sono stati? Sono stati affascinanti, perché incontrare un mondo del lavoro che ha tanto ancora da fare, ma capire che ci sono le risorse, pensate alle risorse del PNRR, pensate alle risorse che ci stanno arrivando col programma GOL, che quindi le risorse ci sono, che ci sono tante competenze, perché abbiamo anche gli uffici regionali, le direzioni generali, l'agenzia ASPAL che con noi portano avanti progetti davvero di alto livello. Adesso bisogna incontrare nei territori sul campo, bisogna far incontrare le imprese e i disoccupati. Io credo che ce la faremo anche con un programma di rigenerazione dei territori di crisi e quindi per disegnare la nuova economia della Sardegna. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.